Dopo controlli e appostamenti tra la zona della stazione e lungo via Piave, i carabinieri hanno seguito da Mestre a Vicenza un trentenne albanese con precedenti specifici, che in casa nascondeva circa un etto di cocaina, marijuana e il necessario per confezionare le dosi da spacciare, oltre 2.500 euro in contanti. Sospettato di essere il cardine di una fiorente attività di spaccio, il trentenne è stato arrestato. Questo a pochi giorni dalle polemiche sul ritorno di spaccio e malavita in via Piave, cui l'assessore alla sicurezza risponde. Abbiamo oggi una ripresentazione decisamente più contenuta di quello che è il fenomeno che comunque non potevamo pensare di aver scongiurato in maniera assoluta. Insomma, credo che sia noto ai più che la sicurezza si riesce a fare, ma non al 100%, questo è inevitabile. Su tutto ciò noi continuiamo a lavorarci anche in sinergia delle altre forze di polizia con ottimi risultati, direi, ma è chiaro che qui serve qualcosa di più, non da parte di questa amministrazione, ma da un sistema paese, da un legislatore che deve entrare nella consapevolezza di cosa si rende veramente bisogno per gli operatori. Sono diversi gli episodi che negli ultimi tempi si sono verificati e troviamo i nostri operatori di polizia in estrema difficoltà. Il problema, evidenzia Dest, è a monte e in determinati casi solo il governo può intervenire. Ci troviamo ad arrestare persone pluripregiudicate e non riusciamo ad assegnarle alla giustizia. Insomma, è chiaro il quadro a chiunque per poter dire che ci sono delle cose che non vanno, ed è qui che deve intervenire la politica, ed è qui che il governo che sarà e che vedremo e speriamo sia quello giusto, deve mettere punto mano su quello che è la riforma della giustizia, perché non è vero che mancano le leggi, ma manca un impianto giuridico adeguato ai tempi e soprattutto che abbia la capacità di avere la visione per il futuro.